Presidente Parisotto, 134 milioni di euro di fatturato nel 2021, quindi una grande crescita. Secondo lei quali sono le strategie che vi hanno premiati? Innanzitutto diciamo che c'è stata molta più attività nel settore dell'outdoor e quindi molta gente si è avvicinata durante il periodo del Covid a quello che noi consideriamo sempre stata un'attività nostra prioritaria, perché facciamo da più di 30 anni facciamo scarpe da montagna. Questo ci ha permesso anche comunque di supportare i nostri venditori in un periodo decisamente delicato, e ha fatto sì che nuovi consumatori si avvicinassero a quelle che sono le attività all'aria aperta. Speriamo che quelli che si sono avvicinati all'aria aperta rimangano degli utilizzatori delle nostre calzature. L'innovazione appartiene al vostro DNA di scarpa. Ecco, riutilizzare in questo periodo può essere sinonimo di rinnovare? Credo che diventi essenziale per il prossimo futuro. È logico che anche noi come produttori di calzature dobbiamo fare la nostra parte, e quindi se con progetti dedicati tipo il remake o tipo il reshoes riusciamo comunque a diciamo, contribuire alla salvaguardia del pianeta in modo più efficiente, questo ci rende ancora più felici di quello che facciamo. Sono dei progetti particolari, non sempre riusciamo a raggiungere il risultato che vorremmo, ma diciamo che l'innovazione per i prossimi anni passerà anche per questo tema della sostenibilità. Quali sono le principali difficoltà che deve affrontare in questo momento un'azienda calzaturiera come la vostra, e quali sono quelle che invece dovrete affrontare nel futuro? Beh, credo che diciamo, il periodo del Covid ha completamente ridisegnato quello che è il sistema industriale. Questo ha fatto sì che le difficoltà siano diventate maggiori. Sicuramente la difficoltà principale che stiamo affrontando in questo periodo è dovuto alla fine della pandemia, ma inizialmente anche alla guerra che c'è in Ucraina, è le consegne e la supply chain. Quest'anno, fine 2022 e inizio 2023, le consegne da parte dei fornitori si sono molto fatte più complicate rispetto a quelle che noi eravamo abituati ad avere in passato. Presidente, lei ci raccontava di essere partito dal basso, dal magazzino, se non più giù. Sì. Da giovane, sì. Chiaramente ha mosso i primi passi in azienda. Cosa si sente di dire ai giovani di oggi? Molti rincorrono i loro sogni e molti invece si sentono disillusi, non si sentono all'altezza di un mondo molto competitivo. Che messaggio si sente di mandare a questi ragazzi? Innanzitutto non devono avere la pretesa di avere tutto e subito. Diciamo che almeno quello che cerchiamo nelle persone del nostro settore è l'interesse, la curiosità, quello che li può portare anche ad un approccio diverso del nostro lavoro, e quindi anche a darci delle soluzioni innovative che possono essere inserite nel nostro processo produttivo. Sicuramente se una persona è interessata al mondo della moda o al mondo della finanza, non è quella la persona che noi cerchiamo, principalmente se l'inserimento deve essere fatto all'interno del processo produttivo. Grazie Presidente Parisotto. Grazie a voi.